Siamo davanti alle Cantoni, teatro ieri sera di una maxi rissa tra ragazzi. Gli assembramenti tra ragazzi sono un grosso problema da molto tempo, da quando c'è stato il secondo lockdown e da quando i locali sono chiusi, molti ragazzi si incontrano qui nel pomeriggio, si assembrano, bevono, fumano, si incontrano semplicemente. A volte questi incontri sfociano appunto in risse o discussioni e i commercianti sono francamente stanchi di questa situazione. Siamo con Nicoletta e Antonio del bar Amaro Dolce. Nicoletta, com'è la zona qui? È sicura? Allora, per quanto mi riguarda io non posso dire niente, la zona è piuttosto sicura. Per quanto riguarda quindi l'asse del Sempione e Legnarello o Redentore, come viene chiamata la zona, io non ho niente da dire. Però per quanto ne so all'interno della Cantoni si creano parecchie volte dei disagi perché ci sono, mi hanno detto sempre i miei clienti, ragazzi che giocano a pallone, che mangiano, che fumano, che bevono e che creano disturbo alla gente. E un'altra cosa che so è che alle spalle sempre della Cantoni, dove ci sono i parchetti penso, ci sono sempre gruppi di ragazzi che magari non fanno nulla di male quanto ne so, però comunque sono vicini, sono tanti e senza mascherina spesso e volentieri. Qui ci sono degli assembramenti ogni tanto. L'unica cosa che so è questa, per quanto mi riguarda non ho mai avuto niente da dire, non ho avuto spiacevoli, come dire, disagi da riscontrare, niente, sono sempre stata fortunata e ho avuto sempre bella clientela per quanto mi riguarda. Siamo con Thomas della Vinoteca. Thomas, com'è la situazione dei ragazzi qua nel pomeriggio e alla sera? Beh, c'è evidentemente una problematica sociale importante, anche perché appunto ai ragazzi in età scolastica non è stata data un'alternativa oltre l'uscita in pubblico. Tant'è che appunto si radunano in gruppi molto numerosi, 50-60 ragazzi, e chiaramente poi è inevitabile che possa scoppiare la lite e che quando chiaramente ci si ritrova in 50-60 la lite possa degenerare, la possibilità è estremamente alta e bisogna sicuramente intervenire, ma a livello di politiche sociali, perché c'è un evidente problema appunto. E com'è la sicurezza qua nella zona? No, qua in realtà è molto presidiata in quanto c'è spesso la pattuglia della polizia locale, passa costantemente anche la polizia di Stato, però il tafferuglio esplode da un secondo all'altro, nel senso che comunque i ragazzi si ritrovano in tantissimi e da un attimo all'altro salta la scintilla. Va bene, grazie mille. Grazie.